la Rita, buongiorno. Buongiorno carissima. Come va? Ma stiamo già preparando Sì, la sì. farina per la ricetta? Assolutamente sì, già Allora, pronta. oggi facciamo marrones, si Marrones. Marrones. Marrones de Pungiu. de pungiu, che Sì. sarebbero praticamente, li conosciamo come gnocchetti sardi. Va bene, vuoi che ti aiuto? Posso? Certo, assolutamente, Vedo là pronta. un grembiule, adesso me lo metto. Tanto qua che cosa stiamo facendo? Allora, qui Vediamo. stiamo facendo l'impasto per i marrones de Pungiu. Però che l'impasto è ad passiamo- occhio, vedo. Non ci sono bilance qui su Diciamo questo. che Ormai, io mi regolo così, anche perché l'impasto deve essere bello, morbido, Giusto. per lavorarlo. Quindi quanto? 100 per un uovo? 100 grammi io per un vado uovo? con mezzo chilo di farina, semola di grano duro appunto, Sì. poi un uovo, due uova, 2 uova. acqua e sale. Sì. Abbiamo Vado? versato l'acqua, Ci piano provo, piano. ma con le Sì, mani, sì. così, come Io si vado faccia? con le mani. Tu vai con le Tu, mani. Oh, che bella che è la farina di grano duro. È proprio completamente diversa, si sente sotto. Certo, non è farina zero. E voglio capire come versi l'acqua. Rifammelo. Prima sulla mano. Voilà, fantastico, no? Allora, e questa qua deve essere assorbita dal grano, giusto? Hai questa Come devo sensazione della pasta così bella, così liscia, Sì, che sembra velluto. vero, vero, vero. E poi vedi il colore? Il colore è giallo, perché questo grano, tutto quello che nasce in Sardegna, dove c'è tanto sole, è tutto meraviglioso, perché la natura è così generosa e che qui in Sardegna ci dona dei prodotti fantastici. Unici. Eccolo qua. Questo Bravissima. è il panetto ed è stato fatto. Fantastica. Una volta fatto questo, andiamo a fare i Marrones. marrones. Arriva la parte più bella, quello degli strumenti di cucina, quelli antichi. Questo è il setaccio, cioè serviva a setacciare A setacciare il grano. Vieni Fabrizio. Allora, lui è la terza generazione di questa bellissima realtà? Il grande dono che abbiamo ricevuto è Fabrizio. Fabrizio, fammi vedere come si fanno. Pollice? Sì, e scavati bene all'interno. Vabbè, facile, dai, ci piace. Fabrizio, quanti anni hai? Dai, parlami Io ho di te. 25 anni. 25 anni. Lavoro da sempre qui con mia nonna. Con nonna? Sì. Vieni, Mi Rita. ha messo lei questa passione, insomma, per la cucina. Ma nonna accetta le esperienze che tu porti qua dall'estero? Qua Assolutamente sì, Sì? sono anzi felicissima, Sì? abbiamo degli scontri positivi. Eh? È molto importante perché lui arriva con l'innovazione, Fai mentre invece io c'è solo la tradizione. Questo Certo. fa parte del condimento degli gnocchetti, Rita? Assolutamente sì. Dammi i gusti che stai mettendo, gli odori che Sto stai mettendo menta, Fai il salamino, melissa, bravo. la maggiorana, Sì. la salvia, l'erba cipollina, Tutto quello che troviamo qua prezzemolo, praticamente, basilico, tutto quello che c'è qui. Questa è la ricotta fresca, ricotta gentile. Sì. Quella invece è la ricotta mustia, che vuol dire affumicata. Mustia, che era un Mustia. metodo di conservazione proprio sardo. Sta venendo un profumo. Senti Mamma il mia, profumo. Fabrizio, senti che roba. Non potete capire che cos'è. Allora, aggiungiamo che cosa? Ditemi, io vi aiuto. Allora, che sono... Quanto? La salsa va fatta con la ricotta. Sì, ricotta Quindi questa sì, è una fresca. parte va benissimo, sì, con la ricotta fresca. Se abbiamo una parte di ricotta, Sì. mettiamo fresca, mettiamo la proporzione è questa mustia. La proporzione è 2 parti di Mustia? ricotta. Sì. Mustia. Mustia. Questa? 2 parti di ricotta, va benissimo così. Quindi mezza parte di questa. Esatto, mezza di mustia. Mezza di mustia che sarebbe la fumicata. Esatto. E quella invece? E questa invece è la mustia stagionata. Buona! Mamma mia! Questa è una piccola parte, sempre mezza. Immagino perché è piccante al naso e piccantina questa. Pardon Rita? Mamma mia, è strepitosa. Esatto. Quindi date un po' di parte bassa, vero? Bravissima. Di affumicato, che questa qua dà proprio un sapore, una grintosissima come ricotta. Quindi la salsa va di base. Allora, la salsa va fatta riscaldare piano. Perfetto, anche perché abbiamo le tre Approssimativamente ricotte. non bisogna superare i 60 gradi perché sennò le ricotte si separano dal siero. Ma non sarà troppo, pure i gradi. Noi andiamo come occhio.
Ci siamo, allora abbiamo questo piatto. Allora, qual è stato il valore aggiunto che hai apportato Allora, alla cucina di nonna, sempre senza dimenticare le basi, perché questo è In questa fondamentale. ricetta lei utilizzava lo zafferano. Mettine pure un po' di più. ok. Io mangio. Prego. Allora, in questa ricetta ho portato lo zafferano, perché Sì. secondo me ci sta molto bene anche come sapore. Questa qua, diciamo, è la parte di innovazione che da lui alla ricetta. Certo. Ti piace? Approvato da Bravissimo. nonna? Approvatissimo, sì, sì. Assaggiamo? Mamma mia. Senti, Racconta davvero la storia della Sardegna. Oh, guarda chi vedo. Monica, arrivo. Arrivederci, posso? Vado. Ciao, arrivederci, grazie mille, complimenti. Ah, ma allora sei proprio tu. T'ho beccata finalmente. Senti, mamma Che mia. profumino. Sì, sì, sono Ma fatti. perché tu li hai fatti? Li ho fatti io. Sì, li ho fatti Ma- io. Senti, li vuoi assaggiare? Guarda, è che ho ti giusto metti- una forchetta per te. Vediamo, scusa, assaggiamo. Allora, 3 ricotte diverse. 3. Mm, Mm. Dimmi tutto, cara. Ho una proposta per Sì? te. Dolce. Dolce? Dopo questo? orario. Assolutamente. Però io vengo così, eh? Ma voglio vedere se hai il coraggio. dolce. Io però continuo ad assaggiare. Buono, vero? Oh, for just the chance to